Mia figlia ha visto mia moglie con l'aspirapolvere in mano e ha detto a mia moglie: mamma, cosa fai? È di papo questa. Terribile questa cosa. Che sono io quello che più spesso usa l'aspirapolvere in casa. I miei vicini di casa possono testimoniare. Vorrei precisare però che secondo me non è che tua moglie te lo fa fare perché tu sei camorrioso. Hai detto bene. No, però lui, siccome è un pignolo, non è una questione di pignoleria. Lui è uno contro l'acaro, capito? No, ma poi quando l'acaro ti sgaggiano, ma per questo gli acari hanno invaso la sua automobile, per questo motivo. Adesso io non voglio portare l'inferno a casa della gente. Vi siete mai chiesti perché al mattino avete questa parte della camicia? Ecco, quella piegata su quella. se stessa. Come mai? Non dritta. Perché? Perché? Stiratevi le cose da soli. Ecco, perché fidatevi. Lui, scusa, votati Tonietta, perché lui si stira magari i camisi, ma no perché sua moglie non ci stira, perché lui è convinto che lui stira meglio, capito? I ferri a vapore vengono riempiti d'acqua. Con la caldaia chiusa, quando il ferro da stiro raggiunge la temperatura si può aprire la caldaia. Perché se tu inserisci l'acqua con la caldaia aperta, viene fuori l'acqua che ti macchia la roba. Se tu devi stirare una camicia blu, vengono fuori quelle macchiette bianche. E poi le mogli dicono sempre: questo ferro non funziona, bisogna comprarne uno nuovo. Non è vero, bisogna caricarlo con la caldaia chiusa. Ma perché non ti fai crescere i capelli e te le pizzo, per esempio? L'argomento di oggi è: qualche giorno mi fingio pazzo e puntini. Qualche giorno mi fingo pazzo e nei bagni pubblici vado in quello delle donne. Ciao Peppe e Fabio, siete troppo pessi. Che hai visto? Peppe da bel passo. Bravo, non dico io, là io davanti all'occhio mi fingio pazzo, mi vinno magari chiova da muro e con una chitarra sotto i scite mentre scappo al Brasile solo un mare. Qualche giorno mi fingio pazzo e ci rogno a fuoco a bastato per psicopato con schizofrenico come papaiado, hai capito? E sono miei figli e mio marito parlano. Ecco com'è che dice faccio a cantoccio Macaraidi, così con coppo solo mi sbaratto, come arresto sola e mi do alla pazza gioia. Vicky, ma che ho papaiato problema? Sto stressatissima da un pappagallo. Sta carusa è consumatella, sta Vicky, veramente. Mi manda messaggio, io me ne vai a casa c'è tutta che ci penso e faccio, ma cosa pastora su Vicky sta quotidiano a suo marito? Non lo so, capito? Ma ci sta scippando il pinno papaiato. Eccoci qua. Poi facciamo le foto di Rito, che poi è un amico nostro, il fotografo, le foto di Rito. Andate a ritirare le foto da Rito, che sono le foto di Rito, no? Quella che sentite è Ambra, che trovata mi pare nel mese di luglio, se non erro. Luglio. E invece dall'altra parte abbiamo un'altra pietra preziosa, Agata. Buongiorno. Ambra e Agata, hai capito? Abbiamo gioielli e Tonietta. Abbiamo Ambra, Agata e Tonietta. Che è giusto? Agata, parente del pilota di Formula 1, Agata Alonso. Agata Alonso, hai capito? Esatto. Senti, Agata Alonso, in quale mese sei? Te lo ricordi? Sì, sono marzo. Marzo, il mio mese, Caruso, occhio vivo, marzo. Ma io mi chiamo Lombardo, allora. Ma perché Lombardo? Ma è meglio che non dicere così parente, guarda, che ora non da con me. No, ma non è parente. Non è parente, giuro, bene. Giuro. Allora, io voglio sfogliare questo calendario insieme ai ragazzi perché. Insomma, è un bel calendario. Chi ha fatto le foto? Giuseppe Di Forti, che è il nostro. Salutiamo. Cerchiamo di unire a volte lo sport e lo spettacolo in questo caso per poter aiutare chi soffre e comunque favorire realtà locali catanesi. Molte volte questi progetti sicuramente non potranno mai cambiare il mondo, però molte volte servono anche a sensibilizzare l'opinione pubblica e a far conoscere realtà meno fortunate che esistono in città e che quindi grazie ai nostri progetti possono essere conosciuti e perché no aiutati. Io nel frattempo sfoglio, ma voglio anche sapere le ragazze come hanno preso questa esperienza. Sei trovata così in abbigliamento intimo davanti a un fotografo che sbavava? Il fotografo non sbavava. Allora scusa, ripeto la domanda, come ti sei trovata davanti a un fotografo in abbigliamento intimo visto che lui era gay? No, ma che devo dire allora? Non lo so. Com'era? Che ha sessuato? Com'è? No, è fidanzatissimo, anzi salutiamo anche Chiara, la fidanzata che è stata di importantissimo apporto. Basta, mezza parola. Sì, la fidanzata era l'assistente di studio. Noi vorremmo ringraziare soprattutto Luca Napoli per averci dato questa bella opportunità di partecipare per la seconda edizione a questo bel progetto che oltre che insomma a favorire realtà meno abbienti nel mondo catanese, fortunate, vuole soprattutto mettere in evidenza e sottolineare la bellezza della nostra terra, una bellezza però devo dire molto raffinata, molto elegante, insomma anche pure in una mise un po' déshabillée abbiamo cercato, ma infatti è mise per mise, capito? Proprio in una mise per perché mise per mise. Ecco, Alessandra Ferrara, poi aspetta, capo, forreare non è facile, che capi sono minimo 55 kg. Piera Manduca, anche lei conosciuta benissimo in televisione, ha fatto insieme anche lei. Poi c'è Katia Duvachina, è ucraina. Come? Ucraina.
Nendere meno. Siamo international. Caruso, c'è dell'Ucraina, del Rossolini, anche da Oristano, Modica, Caruso da ovunque. Allora Desiree Ferlito l'abbiamo detto, che è proprio il mese di gennaio. Poi abbiamo Alessia Belluomo, insomma Belluomo è più una bella donna, diciamo. Ma se era Belluomo vuol dire che l'operazione ci viene buona. Belluomo anche bel chirurgo, bravo chirurgo soprattutto, no? Amore, senti amore, sai cosa ho pensato quest'anno? Ti voglio fare un calendario di casalinghe. Che ne pensi, tesoro? Che dopo mica si sente proprio la iannata che arriva, no? Proprio tombolone forte, Ida che andappa andò muro da facci e lui che la guarda e dice: "Uè che begato andò muro pare un mese di gennaio". Giorno 11 di febbraio andate a trovare i nostri amici a Etnapolis, fate una piccola offerta per aiutare padre Ignazio Mirabella e vi portate a casa sia Agata che Ambra, però una gatta, una gatta. Trombemo. Ok. Calendario autografato. Wow, vediamo. Senti lui il tappo? Dammi. Fantastico, grazie. Nei panni di un alieno che non vola, somiglia ma io vivo di una vita vera e non mi riconosco. Volevo farti cantare. E non mi riconosco, come dice Franco Battiato. E non mi riconosco. Sì. C'è un colpo del vibrato finale. E fingi pazzo dei Ciannerrera, che mi maradai. Pigliai l'ergastolo innocente. Ciao Peppe e Fabio, siete grandi. È bellissimo. Vincenzo da Zafferano, non sentivo. Pigliai l'ergastolo innocente. Cioè, non lo sentivo da anni, capito? Ciao Pe, ciao Fa. Ho una forte depressione, mi mandate un po' di fluido per favore. Davide da San Giovanni Calermo. Oh, Davide. Ma Davide, scusa, visto che c'è la depressione è il momento esatto. Finge da pazzo. Ecco. Vabbè, vai, gli mandiamo alla Catalla il fluido. Perché io sinceramente non so se crederci o meno. Qua c'è un messaggio che già Tony Ettana sta riprendendo con la telecamera. Io mi arrabbio un po', cioè non è che... Vediamo se risponde. E tu hai vinto 700 euro stamattina? Sì, grazie a voi. Grazie al fluido. Dopo il fluido di Alla Catalla? No? A portare i cosi, i gnocchi, i cipollini, l'arancini. Hai capito? Messaggio promozionale. Se indovini qual è lo sponsor che manca, dai. Allora, l'autolavaggio l'abbiamo fatto, ecco. Aerodinamica l'abbiamo fatto, Asero l'abbiamo fatto, poi abbiamo fatto Funny Island l'abbiamo fatto. Funny Island l'abbiamo anche fatto. MM Abbigliamento. MM Spurgo pure c'è la Service anche. Sì, esatto. Quale sponsor manca? Manca proprio lui. Guarda, sono certo che se amico. Lo chiediamo ai nostri amici ascoltatori di Alla Catalla. Già sto dicendo che è di Motor. Alla Catalla! Sono arrivati. Di motor oppure Azzarosa. Bellissimo. Però certo che nel giro di 26 secondi arrivano due messaggi, ne arriveranno perché c'è, ecco guarda, di motor, vedi? Perché c'è la ricezione ogni 2 minuti, capito? Love on Top di Beyoncé all'interno di Alla Catalla di oggi, in prossimità del fine settimana, possiamo anche dirlo, dai, l'abbiamo detto all'inizio trasmissione, oggi giovedì è la giornata che ci porta dritti all'interno dell'atmosfera da weekend. Sì, domani torniamo in diretta, certo, come ogni giorno del resto. Mi raccomando, non mancate. Abbiamo anche una sigla per chiudere l'appuntamento di oggi, che solitamente becchiamo dai telefilm. Oggi vorrei scegliere questa, chissà se se la ricorda qualcuno. Noi ci sentiamo domani alle 11, mi raccomando, puntuali. Ciao Giuseppe. Ciao Bafio. Ciao Tony Ettana. Ciao.